Ferdinando Sartorato, titolare del San Lumificio Eustachio. Avete già passato una giornata ieri domenica, raccontaci un attimo come l'hai vista tu dalla parte del produttore. Ma allora sì, è vero che è la prima esperienza, certo ci troviamo di fronte a una fiera mondiale, quindi il flusso è stato enorme, un riscontro molto positivo perché abbiamo veramente visto che il pubblico ha apprezzato quello che gli abbiamo proposto e sono rimasti veramente soddisfatti anche dei prodotti che portiamo, soprattutto perché rappresentiamo il Veneto con le nostre aziende della Confartigianato che stanno portando avanti un bel progetto secondo me. Tu pensi che la visibilità che c'è in questa manifestazione sia, anche se non si può vendere, cioè è solo una questione di farsi conoscere, sia migliore di quelle specifiche magari di settore, cioè l'abbinata col vino, altri prodotti, la vedi bene o pensi che sia meglio invece le solite fiere, quelle tradizionali? Ma meglio non si sa mai quale sia il meglio, però sicuramente è una buona opportunità. Noi che siamo artigiani commercianti preferiremmo sempre poter anche vendere, però è molto importante essere qui e farci conoscere sicuramente. Tu qui sei anche con un prodotto molto particolare che è la Regina di Marca, è un salume originale inventato da voi. Hai visto la differenza, cioè presentare un prodotto diciamo innovativo, diverso, cattura l'attenzione? Senz'altro, diciamo che non c'è persona o visitatore meglio che passa e che l'assaggia e mi chiede incuriosito da cos'è questa robina qua che fa la rima con la canzone di Mina e veramente questo è molto importante per un prodotto del genere.